Al Vanni Sanna di Sassari sfida fra i padroni di casa del Sassari Calcio Latte Dolce e i laziali della Lupa Roma. In apertura Prandelli prende subito l'iniziativa, prende palla, si accentra e da fuori aria fa partire un tiro potente ma alto sopra la traversa della porta difesa da Pierpaolo Garau. Giallo a Palmas, Lupa Roma agguerrita e sassaresi che provano a proporsi e organizzare la manovra ma non trovano spunti e sbocchi. Al 16° minuto di gioco Milani sfugge al controllo della retroguardia e tenta un colpo a incrociare che però si spegne sul fondo. 4 minuti dopo Santarelli indovina il traversone perfetto. Petrazzini si presenta puntuale all'appuntamento con il pallone, calcio di destro e rete con palla all'angolo destro della porta isolana. Ravot stoppa di grinta e autorità l'iniziativa di Milani innescato sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto nella metà campo opposta dal Sassari Calcio Latte Dolce. L'attaccante della Lupa riceve poco dopo un giallo per un contatto duro a centrocampo. Alla mezz'ora Ravot serve in profondità Scanu, bella l'idea ma il tocco è debole. Al 32° arriva il pareggio, slalom di Ruiu sulla fascia sinistra, palla a Paolo Palmas che con un tocco sopraffino realizza il pareggio ed è 1-1 tra Sassari Calcio Latte Dolce e Lupa Roma. I padroni di casa premono sull'acceleratore, alzano il ritmo e costringono i laziali a difendersi e giocare di rimessa. Al 45° Andrea Usai ha l'occasione giusta per il raddoppio. C'è l'intenzione, c'è la conclusione, ma c'è anche Lazzari che con i pugni sventa la minaccia. Primo tempo che termina 1-1 tra Sassari Calcio Latte Dolce e Lupa Roma. Nella ripresa al 4° minuto la punizione di Palmas finisce di poco alta. Sul versante opposto la combinazione fra Milani e Prandelli non trova lo specchio. Dentro Scognamillo, poco prima al 57° l'arbitro aveva annullato il gol di Prandelli per fuorigioco, interrompendo la festa della squadra ospite a bordo campo. Garau para a terra una punizione dalla lunga, poi sulla bordata da lontano di Santarelli si supera con un intervento in tuffo a sventare in angolo. La Lupa è insidiosa, attendista e desiderosa di piazzare la stoccata decisiva. Punizione dal limite per i capitolini, Prandelli calcia bene ma al lato. Il risultato non si sblocca. Frattesi impegna ancora Garau a terra, l'arbitro concede 3 minuti di recupero ma risultato che non cambia.